Sì, questa stanza introduce il nostro nuovo spazio museo-laboratorio che abbiamo dedicato agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. E questo è un argomento di cui si parla molto in questi anni e noi come museo non potevamo non fare qualcosa su questi argomenti e soprattutto perseguire anche la vocazione del museo, che è quella di far conoscere, divulgare i temi così importanti e farli proprio vivere dall'utenza, in modo da anche assimilare i concetti, i contenuti veramente importanti per la nostra storia, per proprio il nostro sviluppo, che dovrà essere sostenibile, però con il nostro stile da museo. E questo stile da museo lo vedete qui rappresentato, cioè fatto di immagini, di oggetti, di azioni, perché quello che vedete dietro di me è un pannello che è destinato a cambiare in continuazione grazie alle azioni del pubblico. E il pubblico che potrà accedere a questo spazio grazie a tutte le diversissime attività che stiamo mettendo in campo, che abbiamo anche già iniziato ad attuare sia con le scuole che con il pubblico del museo. Proprio abbiamo attività per tutti, dall'infanzia alla terza età, e sotto la guida dei nostri educatori di scienze e di archeologia, perché questi sono i temi che noi trattiamo qua e che faranno fare al pubblico di tutto. Quindi questo è uno spazio in cui sarà anche possibile incontrare persone con i propri interessi, quindi uno spazio anche di socializzazione oltre che di conoscenza. Allora, in questo spazio, Sapiens Agenda 2030, andiamo a sviluppare, a partire dalle collezioni archeologiche e naturalistiche del museo, quei 17 obiettivi previsti dall'ONU in base appunto al portfolio dell'Agenda 2030. Questi obiettivi presentano 169 target che 193 paesi cercheranno di raggiungere entro il 2030. In particolare, riagganciandoci appunto ai reperti, al patrimonio contenuto in questo museo, ci occupiamo nelle diverse sale di declinare gli obiettivi 14, vita sott'acqua, 15, vita sulla terra, che partono dal cuore delle collezioni naturalistiche, e ancora l'obiettivo 7, energia pulita e accessibile, 13, lotta contro il cambiamento climatico, 11, città e comunità sostenibili. Gli altri obiettivi declinati nelle diverse sezioni sono il 5, parità di genere, il 6, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, l'8, lavoro dignitoso e crescita economica, e il 10, ridurre le disuguaglianze, declinati soprattutto nelle parti più squisitamente archeologiche.